Amici bellini, ho aspettato, come capitava prima, che poi vi sono usciti un po' di video, quelli mattutini, e questo doveva essere un video mattutino, ma il che fare il mercato, perché è finito il mercato, ve ne siete accorti? Vi siete accorti di chi si è potenziato e chi si è indebolito? Cominciamo. Allora, amici miei, Edo di Nap, benvenuto. Non fare il nap, se il nap sarebbe il sonnellino. Stai bello sveglio come lo sei, perché si sono iscritti tutti i nuovi iscritti, bravi, e lasciamo un like per l'avvicinamento, il like propedeutico all'avvicinamento alla partita con lo Spezia, che sappiamo che insomma è una squadra che ci ha fatto penare in passato e anche all'andata, perché noi adesso possiamo finalmente fare i confronti con le partite dell'andata. Ricordiamo che con lo Spezia l'abbiamo svangata all'ultimissimo minuto con Raspadori. Ovviamente ci sono parecchie cose da dire oggi, perché ha parlato un po' Gollini, ha parlato Spalletti, ci sono vari spunti che si possono prendere, però volevo chiudere l'argomento mercato, che a fine gennaio si deve fare, anche per gli amici del fantacalcio, perché qua non dovrei farle le mie considerazioni, perché però il fantacalcio a me non interessa, è più per divertimento. E andiamo con un Amrabat non proprio tattico, ma insomma un Amrabat che, se mi sposto di qua è un Amrabat tattico, ma se mi sposto così io sparisco completamente, perché sta proprio la Juventus che non ha fatto niente. Allora andiamo a vedere qui cosa è successo e facciamo le nostre considerazioni su quelle che sono le squadre che si sono rinforzate. Io mi sono fatto un paio di idee. Ovviamente ci interessa vedere quelle che sono le sorelle, no? Che ci vogliono più che altro l'Inter, che sta lì ad insidiarci, ma diventa importante la lotta per la Champions, che resta ancora un mistero, perché non si sa se la Juventus riavrà i 15 punti di penalizzazione oppure se ce ne saranno altri 20, perché si parla addirittura di 20 punti in più, e là si infiamma la lotta per non retrocedere. Comunque andiamo a vedere l'Atalanta. Nessun acquisto, e forse non ne avevano neanche bisogno, perché vediamo che cedono Zortea al Sassuolo e Malinowski. Il Sassuolo deve sicuramente migliorare rispetto a quanto fatto nel giro d'andata. Malinowski non faceva più parte del progetto di Gasperini, però ovviamente con l'esplosione di Lookman e con grandi prestazioni di Hollywood, addirittura Zapata e Muriel sono meno hanno un attacco esplosivo e sono meno nelle rotazioni, e quindi l'Atalanta non aveva bisogno di fare molto. Poi ovviamente sono i tifosi atalantini, voi tifosi delle altre squadre mi potete dire qualcosa di più sulle vostre squadre. Il Bologna prende Kyriakopoulos dal Sassuolo, e quindi un mio giocatore del fantacalcio si sposta dal Sassuolo al Bologna. Kyriakopoulos, che poi viene considerato difensore, ma molto spesso gioca anche in attacco come esterno d'attacco. La Cremonese con Benassi dalla Fiorentina, Ferrari dalla Sampdoria, Galdames conosco assolutamente, cedono Baez, e quindi poca roba. La Cremonese, che è incredibile come langua nei bassifondi della classifica, però sta andando avanti in Coppa Italia. È una favoletta che ci piace anche vedere. L'Empoli che prende Caputo dalla Samp, e lo abbiamo visto subito in campo, prende anche Piccoli e Vignato dal Bologna, quindi non male, però cedono Bairami, e Bairami è un altro di quei giocatori che avevo io, e prendono cedono Bairami al Sassuolo, che però nel frattempo ha ceduto Traoré, Lames alla Sampdoria e altri giocatori che non conosco. La Fiorentina prende Brecalo, ed è un colpo sicuramente. Sirigu nella trattativa con Gollini, e Sabiri arriva a giugno, quindi niente di che, e quindi vediamo le cessioni: Gollini al Napoli, Benassi alla Cremonese, Malé a Lecce, Zurkowski allo Spezia. L'Inter, che ci interessa moltissimo, non compra, la squadra è tranquillamente completa, quindi non avevano forse bisogno di comprare. Cessioni, credo che questi siano più che altro giovani, anche il Napoli prende un giovane dall'Inter per la primavera, e quindi non si muove la Juventus. Anzi, c'è una cessione che credo sia importante, perché McKennie comunque rientrava nelle rotazioni di Allegri e faceva quantità in quel centrocampo. Serve fare cassa, non si può più scherzare, e si cede McKennie al Leeds.
mentre ecco la Lazio, secondo me la Lazio mette un colpo importante in difesa, perché arriva Luca Pellegrini dall'Eintracht Francoforte, era in prestito dalla Juventus, quindi torna alla Juve dall'Eintracht Francoforte e lo prende la Lazio. Ora, la Lazio abbiamo visto che ha se ha dei punti deboli la Lazio probabilmente è proprio sui terzini. Sappiamo che devono organizzarsi con Marusic una volta a destra, una volta a sinistra, a volte si adatta Yusai a sinistra, Lazzari non è sempre titolare. Mettendo Pellegrini a sinistra hanno sicuramente un potenziale titolare e quindi aggiustano un pochino la situazione dei 4 difensori. A centrocampo stanno a posto, in attacco stanno a posto, è chiaro servirebbe un vice Immobile, ma si stanno organizzando con il falso 9 quando Immobile non è disponibile. E poi c'è questa cessione di Kamenovic allo Spartak Praga. E voi non vi siete iscritti al canale Telegram. Il Lecce con Ceccaroni, Malé, Cassandro, Chiun e Romagnoli del Parma prova a migliorare la squadra, niente cessioni, e il Milan prende questo Vasquez che io ragazzi non conosco, quindi non mi chiedete, ma lo potete dire voi se questo Vasquez è un acquisto che sposta gli equilibri di un Milan che è veramente in crisi, ma quello che è vero è che hanno fallito con gli acquisti estivi che non stanno funzionando. Il Monza, Carboni dall'Inter cedono Marrone al Pordenone, il Napoli lo sappiamo bene, Beresischi e Gollini per Zanoli e Sirigu, e poi Contini va a giocare alla Regina. Ecco, la Roma invece Llorente dal Leeds è mica male, e Solbakken che era anche in orbita Napoli, e quindi la Roma sicuramente cerca di rinforzarsi. A noi ci interessa di meno perché le abbiamo già affrontati nel girone di ritorno, ecco perché il quando è importante, e questa Roma magari che diventa più forte potrebbe dare fastidio ad altre squadre, potrebbe dare fastidio all'Inter, potrebbe dare fastidio alla Lazio, potrebbe dare fastidio all'Atalanta o alla Juventus e anche al Milan. Cedono però Shomorodov allo Spezia, e ci interessa perché lo Spezia è il nostro prossimo avversario. Vignal, Bournemouth e non Zaniolo. E poi Salernitana, Kringo, Nicolussi, Caviglia l'abbiamo visto, Ochoa in porta ovviamente, Capezzi, Perugia, poca roba. La Samp che tenta disperatamente di togliersi dalle zone calde della classifica bassa con Gunther, Cuisance, Lammers, Nutnik, Zanoli, Turk eccetera eccetera, però cedono Verre, Caputo, Ferrari, Beresischi, Villar, Sabiri da giugno prossimo. Il Sassuolo con Zortea e Bairami cerca di aggiustare le cose visto che hanno ceduto Traoré e Ayan. Lo Spezia, guardate lo Spezia come si è mosso, ovviamente non so se sono giocatori ragazzi performanti, però Shomorodov è importante. Wisniewski, Marchetti, Esposito, Moutinho, Zurkowski, Cipotto, Krollis cedono, Kiwior, Scher, sono tutti giocatori che non conosco. Ragazzi, che cos'è questa Serie A? Il Torino però piazza un gran colpo con Ilic, Gravillon, Vieira dalla Sampdoria, Lukic, Edera, Garbett, Ilkan vanno via. L'Udinese, Tovin svincolato, giocatore molto interessante, Diawara dal Genk e Mateusz Martins in prestito al Watford, quindi non arriva subito. Makengo, Nutnik, Martins che va al Watford ovviamente così, e Jajalo al Venezia. Chiudiamo poi con il Verona, Gajic, Duden, Gonghè, Zifuik, mamma mia ragazzi, giocatori tutti sconosciuti, Gunther, vabbè, è questa. Quindi questo è quanto, ragazzi, che si può dire? Kviciak, Kvaratskhelia invece non si muove. Che si può dire ragazzi? Le sorelle, l'Inter non ha fatto nulla, il Milan, questo basket non lo so se migliore, non ho proprio idea. La Roma, ecco, Roma e Lazio sono quelle che hanno piazzato 2 colpi importanti. La Roma piazza sia il difensore Llorente che Solbakken in attacco, la Lazio piazza il colpo specifico di Luca Pellegrini come terzino sinistro. Loro probabilmente possono migliorare un pochino. Il Napoli, vi dico la verità, ne abbiamo già parlato con Beresischi, sì, magari è un po' più affidabile di Zanoli, ma siamo lì, siamo assolutamente lì. Con Gollini Sirigu non sappiamo, ma tanto è un secondo che dovrebbe non giocare se tutto va bene con Meret, quindi dovrebbe cambiare poco per il Napoli. La Juventus si indebolisce fondamentalmente perché perde McKennie, ma hanno altro a cui pensare sicuramente, perché alcuni di questi punti che servono per fare questa scalata tremenda alla Champions non sappiamo se poi vengono tolte in sede di tribunale, di giustizia sportiva.
perché ricordiamo, e ricordiamolo sempre, che la Juve è quotata in borsa. Lo sapevate che la Juve è quotata in borsa? Lo sapevate. Ovviamente, in chiusura, le parole di Spalletti sono particolari perché ci parla fa un appello ai tifosi di stare tutti uniti per lei, per la città, tutti per lei, tutto per lei, vivo per lei. Vivo per lei invece non era per una donna ma era per la musica. E quindi non lo so, mi dite voi se vi sentite rinvigoriti da questo mercato, se dovete fare delle cose al fantacalcio vostro particolare, se cambiano gli equilibri e le gerarchie. Secondo me ne cambiare proprio niente. E mi sembra che in generale il livello della Serie A sia bassissimo, e quando lo abbiamo detto già un paio di anni fa non avevamo torto. Vedo giocatori che magari sono fortissimi può essere, voi che giocate ai vari FIFA già sapete i nuovi giovani che diventeranno fortissimi. Io questi giocatori non li conosco, li vedremo all'opera in Serie A e ce ne renderemo conto. Gollini ci fa sapere che ha subito parlato in inglese, vedi com'è importante la lingua, ha subito parlato in inglese con Osimhen e sono subito diventati amici. Ecco perché Osimhen va direttamente da Gollini ad esultare. Gollini gli ha detto fammi vedere il leone che sei, e poi insomma lui conosceva già Ndombele, ci fa sapere che all'epoca il Napoli cercava Navas, ecco perché non è venuto subito. Cose che sapevamo ma sono conferme importanti. E poi questa storia di Spalletti me la potete commentare voi, perché non è mani avanti, non credo che sia mani avanti, però è chiaro che Spalletti ha imparato a conoscere l'ambiente e sa, ma più che i tifosi che vedo un po' più maturi quest'anno e un po' più tranquilli, a parte un pochino di ansia normale da tifoso, sa che se poi arriva uno scivolone subito ci si crea quella cosa, quello stato d'ansia. Ecco qua, adesso si distrugge tutto. È complicato distruggere tutto perché mentre tu distruggi poi gli altri devono costruire benissimo. Ci sarà un'ansia incredibile nella parte delle inseguitrici e Spalletti ci dice che dobbiamo stare tutti uniti, e nel caso, la penso io così, nel caso dovessero arrivare poi degli scivoloni clamorosi magari contro squadre piccole, che è una cosa che capita al Napoli storicamente, di non farci prendere dal panico e quindi saper gestire questo vantaggio guardando anche le altre. La prossima che ci sta un bel derby e vediamo chi va avanti delle due milanesi che non hanno fatto nulla. Le romane si stanno così, ma le romane possono mai fare 50 punti nel girone di ritorno? Ma sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che bella, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.